Panoramica chiaramente, non andando poi nello specifico, conferme da parte di Atletic e Sciacca, che già in Coppa avevano fatto vedere che erano in forma, erano società che avevano cominciato col piede giusto il proprio campionato, l'hanno confermato anche ieri, mentre così come appunto in Coppa anche il Gela ha confermato l'inizio un po', diciamo, traballante della propria stagione, pareggiando a Casteldaccia, non perché il Casteldaccia non sia una società che, anzi, perché insomma la conosco molto bene, il campo fa il suo fortino, però ho visto la partita perché io ieri ero presente, chiaramente se c'era una squadra che dovevo vincere ieri era proprio il Casteldaccia per quello che si è visto in campo, quindi diciamo un altro passo indietro da parte del Gela, mentre conferme per quelle che sono le squadre che, come il Castellammare, l'anno scorso hanno sorpreso tutti i addetti ai lavori con un campionato incredibile da parte dei ragazzi dell'Avvocato Castronovo, che questa stagione, dico la verità, non tutti, solitamente quando uno fa bene, Francesco, dico l'anno prossimo, dice vabbè, l'anno prossimo un anno possono riuscire queste cose, l'anno prossimo non è così, dico siamo ancora all'inizio, ancora c'è un campionato lungo davanti, però diciamo chi inizia bene, diciamo, è a metà dell'opera. Ieri un 3-0 non era affatto scontato. La cosa bella del Castellammare è aver confermato quelli che sono, diciamo, nonostante il cambio di allenatore, quelli che sono le basi, i paradigmi di una società che ha fatto le sue fortune durante gli anni diciamo, con delle basi tecnico-tattiche ben precise, e che si sono confermate anche con il cambio di allenatore, perché io ho visto dalle immagini, perché non ero presente, una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Sì, noi intanto siamo contenti che nessuno ci addita tra le squadre che possono essere la sorpresa, la rivelazione. Ci piace partire a fari spenti e poi eventualmente, se siamo in grado, di dimostrarlo sul campo. Molto spesso diversi addetti ai lavori, e dico anche qualche giornalista, pensa che fare un mercato faraonico corrisponda a fare bene, a vincere e a fare risultati. Noi siamo di opinione completamente diversa, perché abbiamo voluto dare continuità al lavoro svolto l'anno scorso, dove inaspettatamente siamo arrivati al quarto posto, e quindi se avevamo già una buona intelaiatura, una buona base di giocatori, non vedo perché cambiarla, prendere dei giocatori che magari non si sarebbero integrati nel contesto di Castellammare, dove al di là del campo la cosa più bella è la famiglia che si è instaurato, proprio il rapporto familiare tra tutti i giocatori, con la dirigenza e con il gruppo dei tifosi che ogni sabato, ieri abbiamo giocato di domenica, ci sostiene. Quindi partendo da queste basi, avendo diciamo, cambiato per ragioni personali la guida tecnica, con una persona che era all'interno dello spogliatoio e che era il leader indiscusso dello spogliatoio, diciamo che siamo ripartiti da quelle che erano le basi dello scorso anno, con lo stesso marchio di fabbrica dal punto di vista tattico, e con gli stessi interpreti, tranne qualcuno che per esigenze personali è andato via. Noi non abbiamo, diciamo, non confermato qualcuno, noi abbiamo confermato il blocco, poi qualcuno, come per esempio Calagna, ha ritenuto di voler andare via per sposare altri progetti, ed è assolutamente legittimo. Se noi andiamo a guardare gli 11 che sono scesi in campo, tranne Di Matteo, che l'anno scorso ovviamente non era con noi, anche perché è un 2006, l'anno scorso non c'era l'obbligo del 2006 perché gli under erano 2003-2004, i 10 undicesimi sono i giocatori dello scorso anno. Quindi sotto questo profilo abbiamo iniziato bene la stagione contro una squadra che non è l'ultima arrivata, il risultato è netto, ritengo meritato, poteva essere anche più rotondo, ma devo dire che i primi 20 minuti e anche, diciamo, fino al gol di Adamo, il Marsala ci ha impensierito, e se fosse passato in vantaggio con l'attaccante che hanno appena ingaggiato, che da pochi passi, Troncoso sì, che ci ha graziati, magari la partita poteva prendere un'altra piega. Poi però devo dire che la mia squadra ha dimostrato di essere una squadra di categoria, una squadra che è diventata esperta, che sa gestire le partite, che sa soffrire nei momenti in cui c'è da soffrire, ma poi sa infliggere il colpo mortale. Poi quando là davanti c'hai un attaccante come Malik Ba, che dal nulla si è inventato un'azione per il calcio di rigore, ha preso una traversa,
ha conquistato tutta una serie di punizioni e calci d'angolo, giocatori come Messina, Adamo, ricordiamoci oggi è il nostro capitano che è stato primavera del Palermo, una grande promessa, poi ovviamente ha optato per lo studio e il lavoro, e comunque al centro della difesa, Caronia, Tarantino, i due fratelli Terranova. Mattia è un 2005 e al terzo campionato in eccellenza, quindi i giocatori che ancora non hanno giocato come Taibi e come altri giovani che ci sono alla ribalta. Ritengo che diciamo, abbiamo tutte le credenziali per divertirci, poi dove arriveremo non lo so, non ci poniamo limiti, però contiamo di divertirci come ci siamo divertiti lo scorso anno. Ecco, io visto che abbiamo mandato anche in sovraimpressione, grazie a Salvo Geraci, le immagini di Castellammare Marsala, io farei un salto verso quelle, lui ha detto giustamente, tra le squadre non veniamo annoverati tra le squadre che vengono considerate in lotta per la vittoria del campionato. Tra queste c'è, e qui chiamo Salvo Geraci, c'è il Gela che non sta andando bene. Andiamo a vedere con l'ausilio dell'ufficio stampa del Casteldaccia, Salvo le ha già viste Sì. a vivo occhio, andiamo a vedere le immagini di Casteldaccia Gela. Chiedo sempre come di consueto un cenno a Salvo per dirmi quando è pronto. Allora andiamo a vedere le immagini di Casteldaccia Gela e poi le commentiamo insieme. È iniziata adesso la sfida tra Casteldaccia e Gela. Seconda palla riconquistata da Giacomo Graziano. C'è in appoggio Gambino. Strattonato Graziano. Apre tutto l'ex Città di Caccamo. Poi Abate. Prende spazio sulla fascia. Va da Pucci. Uno degli ultimi arrivati a Casteldaccia. La palla al limite per Graziano. Può calciare da lì. Palla sopra la traversa. Ancora Pucci. Combatte. Ficarotta. Va fuori un avversario ma poi Abate. Il primo tiro in porta del Casteldaccia che impegna Colace, si salva l'estremo difensore argentino. Palla parte Ficarotta con i pugni Miceli, la palla arriva al limite, riproposta in aria Manfred e poi lo zampino vincente di Zappalà, fuori gioco. Batte la squadra ospite questa ripresa. Nessun cambio tra le due squadre. Intanto subito un'opportunità per la squadra di Pensabene. Arcidiacono fa fuori un avversario e poi spara alle stelle la palla dell'1-0 Arcidiacono mentre resta a terra Miceli. Va Cocimano col destro, palo e poi spampinato, forse è riuscito a toccarla Miceli e allora Ficarotta, colpo di testa da parte di Tubè, sono quasi a memoria, chiuso, Gambino, Pucci, Abate avanza, va da solo, Abate, zona tiro, Colace, occasionissima per il Casteldaccia, ha fatto tutto da solo il numero 3, un po' di fatica in termini di armonia, il Gela non riesce a imbastire una manovra fluida e allora Abate a sfidare tutto il pacchetto arretrato biancazzurro. La sua solita garra, poi Graziano da Pucci, può anche pensare a un tiro da lì, palo e poi D'Amico calcia, la blocca Colace, occasionissima per il Casteldaccia. Camiolo a cercare Moccero, abbracciato da Tosto, poi Arcoleo, vediamo se prova l'1 contro 1, la gioca bene da Presti Filippo, servito Graziano, Colace, era tutto regolare, mani in testa per il 10, da Pucci, controlla il gioco il Casteldaccia, poi Gambino, Arcoleo, la sovrapposizione di Camiolo, servito, può andare in porta, il cross per Graziano che la tiene in campo in qualche modo, una vita tra i due di differenza. Presti Filippo, apre da Graziano, mette giù il 10, non benissimo ma comunque in campo la palla rimane. Pucci, è buona per Moccero, davanti a Colace, Moccero, salvataggio sulla linea, ma l'azione prosegue, il Gela è fermo, Moccero, la palla per Presti Filippo che va in porta, quanto è sprecone questo Casteldaccia, mamma mia, a 10 dalla fine quasi, almeno l'idea, poi Abate riesce comunque a prolungare l'azione, si butta nello spazio Pucci, si prende questo pallone,
E allora Graziano. Presti Filippo, col tacco, Graziano in aria, c'è Mocero, palla per Pucci, Colace. Si continuano a regalare e sprecare occasioni per il Casteldaccia. Occhio intenta a questa palla per Savasta, sul filo del fuorigioco, calcia, respinge Miceli, ma era tutto fermo. La recupera, e allora l'ultimo contropiede forse del Casteldaccia. Palla per Arcoleo, e c'era il contropiede del Casteldaccia. Salvato il Gela, e quindi 0-0 stretto al club di mister Tarantino, che si porta a casa il primo punto della stagione contro la corazzata di questo campionato, e comunque può essere giudicato più che in maniera positiva al netto della grande prova, ma sicuramente c'è enorme rammarico per le occasioni avute soprattutto nella ripresa. Eccoci qua, insomma, le immagini parlano chiaro, soprattutto nel secondo tempo c'erano solo i gialli che attaccavano e i biancocelesti che provavano a difendere in qualche modo, ce l'hanno fatta, ma chiaramente non è questo il Gela che ci si aspetta. Sicuramente hanno bisogno di tempo perché la squadra è in fase di assestamento, è quello che ci auguriamo per il Gela, per carità, però sicuramente dovranno cambiare passo, perché così chiaramente non saranno felici neanche i dirigenti. A proposito di Castellaccia, D'Antoni, Tarantino sono che ci seguono, li salutiamo, c'è anche Salvo Mazzamuto che ci saluta, ciao Salvo, diciamo un saluto particolare a me, Mauro Gagliano che è un ex Castellaccia, adesso lo Sport Palermo, un affezionatissimo di Localcio, buonasera ragazzi e bentornati, grazie Mauretto, Dario Arena, mister Tarantino un grande allenatore, a proposito di Casteldaccia, poi c'è anche Marco Mineo, Peppe Guida, c'è Piero Tarantino appunto che ci scrive buonasera a tutti, ciao Pietro, così come Mimmo Scialabba, il direttore del Casteldaccia, ciao Mimmo, un saluto a tutto lo studio, c'è anche Enzo Palmeri, non poteva mancare chiaramente. Assolutamente no. Quindi Francesco, hai visto le immagini, insomma? Assolutamente, qui diciamo che le immagini hanno parlato da sole, se c'è la squadra designata a vincere il campionato, secondo tanti, se uno fosse sceso, la classica questione, se scendesse un marziano a vedere Casteldaccia Gela, tu gli chiedessi che il Casteldaccia e che il Gela, avrebbe detto che il Gela era la squadra in maglia gialla. Ecco, oggi sono circolate queste voci sull'esonero, sul presunto esonero di Andrea Pensabene dalla guida tecnica del Gela. Ricordiamo è subentrato a marzo quando si dimise mister Fasciana, se non ricordo male, quando il Gela era nell'altro girone, nel girone B. Si parla di un esonero, si parla di Gaspare Cacciola già contattato dalla dirigenza. Ecco, io voglio chiedere a Giovanni Castronovo se, indipendentemente da quelle che sono state brutte prestazioni, 3 partite senza fare gol, 3 gol subiti, anche ieri un secondo tempo molto deficitario su un campo difficile ma che comunque va saputo affrontare come quello di Casteldaccia contro una squadra arrembante, questo sono le squadre di Pietro Tarantino, cosa ne pensi, avvocato, di queste voci, di questi già primi scricchioli, quando ricordiamo siamo ancora al 16 settembre? Intanto volevo sottolineare, come diceva Salvo, la prestazione del Casteldaccia, ma devo dire che avendo visto dal vivo Atletic Palermo Casteldaccia ho potuto apprezzare la squadra di Pietro Tarantino, che secondo me sarà una delle sorprese del campionato. L'ho vista veramente in palla, l'ho vista bella compatta, quadrata, con Gambino che io non conoscevo davanti alla difesa, che è veramente un grande giocatore, col trio d'attacco Graziano, Sferruzza e Mocciaro, che voglio dire darà diversi pensieri alla difesa avversaria, una difesa registrata con Scarpinato, Prestigiacomo, con Abate che diciamo corre per 95 minuti su quella fascia. È una squadra che lotta e soprattutto ovviamente nel suo campo farà il fortino per raggiungere intanto l'obiettivo della salvezza, ma secondo me può ambire a qualcos'altro, anche perché Pietro Tarantino ormai è un veterano di questi campionati e la sa lunga, diciamo, su come gestire una squadra del genere. Venendo al Gela, io dico che se il Gela dovesse fare questa scelta, secondo me dovrebbe
come dire, rivedere un po' tutto quello che ha fatto fino ad ora. Cioè, secondo me è una follia pensare già alla prima giornata di campionato di essere un allenatore, significa mettere in discussione tutto il lavoro importante che hai fatto da giugno fino ad ora, perché arrivando un altro allenatore, che sia Gaspare Cacciola, che sia Giovanni Campanella, che sia non lo so, Strano, nomi che circolano da fonti giornalistiche, sono ottimi allenatori, ma vai a ridisegnare una squadra, dei concetti tattici completamente diversi di quelli che Andrea Pensabene. Io penso che un progetto calcistico debba avere un'idea che non deve essere sconfessata solo perché si è partiti non col piglio giusto. Se credi in un progetto devi quantomeno attendere, non puoi già a una partita mettere in dubbio. Poi se ci sono cose fuori dal campo questo non lo so e ovviamente non mi è dato sapere, ma se parliamo di calcio e di aspetti squisitamente tecnici ovviamente secondo me sarà una follia. E siccome il direttore sportivo del Gela è un mio ex giocatore che di calcio ne capisce abbastanza bene, che è Alessandro Bonaffini, io penso che comunque siano soltanto delle voci ma non ci sia un fondamento, perché a bocce ferme tutti avevano additato il Gela come una schiacciasassi e magari può diventarlo, però ricordiamoci che parliamo di un allenatore importante, con Andrea Pensabene, che ha fatto anche la Serie C e l'ha pure vinta col Gela tanti anni fa, che però ha delle metodologie di lavoro abbastanza dure, soprattutto a livello di preparazione, e quindi è normale che magari la squadra non può essere in palla, ma non si possono andare a discutere gli effettivi del Gela. Sono giocatori al di sopra della categoria, che hanno vinto campionati e che ovviamente ora con qualche piccolo ritocco, si parla di Valentin Porta, insomma l'ho letto da qualche parte, non so se sarà vero, però non si può andare a discutere il Gela. Magari forse dal punto di vista tattico pare che vogliano fare qualche intervento a centrocampo perché mancherebbe un play, però secondo me la squadra ha margini di crescita, bisogna avere un attimo di calma, magari al Gela è capitato in questo periodo un periodo di appannamento e poi andrà a sprombattuto e magari qualche squadra leader del campionato avrà momenti di crisi, quindi bisogna essere tranquilli, lavorare. Se si crede in un progetto lo si deve sposare, non si può abbandonare un progetto alla prima giornata, per me è follia, non è calcio questo, permettetemi, dico, ma non sarebbe calcio allontanare un allenatore. Però ripeto, se parliamo di campo, poi se ci sono problematiche di ordine comportamentale, di compatibilità eccetera, su questo, come dire, alzo le mani, ma se parliamo di calcio, dico, e della squadra che ha fatto il Gela, io sarei un attimino più cauto e attenderei un attimo le prossime partite prima di dare un giudizio complessivo. Assolutamente sì, sono d'accordo caro avvocato. Vado a leggere un paio di commenti su YouTube, perché ricordiamo che siamo live anche sul canale YouTube di Sportisili TV. Federico Ragona, complimenti per la trasmissione, un ringraziamento anche a tutta la società del Castellammare per l'ospitalità di ieri nei miei confronti, e poi Vincenzo Di Giovanna che ci saluta. Salvo Geraci, io direi di andare su un altro campo particolarmente caldo del pomeriggio di ieri, il Giovanni Aloisio di Misilmieri, assenti purtroppo giustificati i tifosi perché sono in corso i lavori di ammodernamento degli spalti del Giovanni Aloisio. Si sentivano perché nel percorso quello del parco, tra altre cose, c'è anche una bella amicizia tra le due tifoserie. Parliamo di Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca, vittoria in rimonta e grandissima prestazione al secondo tempo e grandi letture di mister Angelo Calfano. Vediamo le immagini e poi le commentiamo insieme. Un inizio soft, un inizio per pochi intimi, ma soprattutto un inizio tra due squadre che vogliono dire la loro e vogliono dirla a voce alta. Amici di Sportisili, bentrovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, di fronte Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, prima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che va messo un po' in difficoltà dei compagni, l'allontana come può Cericciulli, prima sgasata della partita del 77 che si allarga, mette in mezzo il pallone, triplo! Non poteva che essere suo il primo gol in campionato della Don Carlo Misilmeri. Silvio Tripoli 1-0, Don Carlo
ora Cerniglia nel duello con D'Amico, arriva Genco, Di Mercurio, D'Amico indietro a Licata che ha il problema di girarsi, all'indietro se n'è, l'uscita perfetta da parte di Jaber che ha preso il pallone in pieno. Dall'altra parte arriva Africano, arriva soprattutto Lavardera a negare un potenziale 2 contro 1 in una zona pericolosa, poi conclusione sopra la traversa, ci ha provato Di Mercurio. C'è la punizione, sulla palla c'è D'Amico, fischia l'arbitro. D'Amico prova a farla scendere, scende, ma c'è il tocco di Di Salvo, angolo. In ogni caso secondo tiro dalla bandierina con Cialdi, questa volta secondo palo, palla che rimbalza sul palo e altro corner, reclamano ancora i giocatori dello Sciacca. Cross intanto di Cerniglia di testa, Moduciam, poi Ricciulli, seconda palla se n'è, e la palla che non entra. Prova a passare, ci riesce Di Mercurio con la finta di corpo su Ricciulli, ancora Di Mercurio che avanza, va alla conclusione, in qualche modo Di Salvo, e poi Pellegrino in fallo laterale, buon momento Unitas. Pellegrino che ha recuperato la sua posizione in campo, sbaglia per il tocco, allora con Cialdi. Camara verticale su Genco, ingresso in area, Genco sopra la traversa, occasionissima ancora Unitas. Qui Mendola, forse un tocco con un braccio, Tripoli, la palla in verticale per Lavardera, Lavardera sopra la traversa, se l'è divorato qui il 10, prova ad avanzare il 10, poi cambia gioco Galfano, riesce ad evitare Romano con un rimpallo favorevole, allora Galfano, ingresso in area, Galfano, il pareggio dell'Unitas con Galfano, con caparbietà, con un po' di fortuna, trova il gol del pari, 1-1. Colpisce in pieno Di Mercurio, un po' di confusione, alla fine con Cialdi, poi la palla è buona per Galfano, limite dell'area, Galfano sopra la traversa, e qui Galfano stava per far doppietta. Costantino di testa, Tripoli col petto, controlla e palleggia Romano, bella trama qui della Don Carlo, Tripoli in area, Tripoli sul fondo, occasionissima Don Carlo con Tripoli, controlla il lancio a cercare Niosi, sponda per Camarà che prova a cambiare gioco, Pellegrino la liscia, prova ad arrivare Galfano che resiste alla carica, Galfano in area di rigore, Galfano, Di Salvo, cosa ha preso Di Salvo, calcio d'angolo, la fa scorrere per Camarà. Serie di finte, disorienta Garofalo anche per l'arrivo di Fricano, palla in aria, Camarà, Camarà, e arriva il gol dell'Unitas Sciacca che si porta in vantaggio sul 2-1 a 5 dalla fine, segna Camarà, ribaltato il risultato. A giocare Camarà, prova a portarla lontano, body check con Ricciulli, ma è finita e ha vinto l'Unitas Sciacca 2-1 in rimonta sulla Don Carlo Misilmeri, Don Carlo che aveva sbloccato la partita con il gol di Tripoli, poi in avvio di ripresa Galfano, sul finale Camarà per regalare i primi 3 punti della stagione alla squadra allenata da Angelo Galfano. Bella vittoria esterna dello Sciacca in un campo difficile come quello del Misilmeri, ma andiamo a leggere i messaggi perché alcuni sono per ringraziare e salutare l'avvocato Cossonovo, che intanto salutiamo Peppe Guida, allenatore del Montelepre. Ciao ragazzi, bentornati, grazie Peppe. Enzo Palmeri, ciao Ciccio, e ciao Totò da Enzo, ciao Enzo. Giuseppe Ribaudo ti saluta, buonasera avvocato Cossonovo della Team Calcio, presidente della Team Calcio Ribaudo. Figlio del nostro tesserato. Il figlio è un vostro tesserato, perfetto. Pedro Tarantino che ha ascoltato i tuoi elogi ti ringrazio, quindi dice grazie avvocato, mentre ti saluta Gioacchino Caronia, non poteva mancare, buonasera a tutti, un abbraccio al mio amico Giovanni. E poi ci stanno seguendo un bel po' di ragazzi, Giovanni Sferruzza, Mimmo D'Aleo, Mustacciolo, Cipolla e Monteleone. Prima di andare a leggere, prima di passare la promozione e di darti la parola per un piccolo accenno per chiudere appunto l'eccellenza girone, andiamo a leggere quella che è la classifica, grazie all'aiuto appunto della regia, ovvero di Salvo Geraci. In testa abbiamo un bel gruppo di 5 squadre, sì, Atletic Palermo, Accademia Trapani, Castellammare,
Parmoval e Sciacca. A 1 invece abbiamo 6 squadre, ovvero Lascari, Partinico Audace, Casteldaccia, appunto, Geles, San Vito e San Giorgio Piana. A 0 punti hanno cominciato quindi con una sconfitta Don Carlo Misilmeri, Super Giovane Castelbuono, Marsala, Marineo e Castelvetrano. E a proposito di Marineo do la parola a Francesco. Eh sì, perché è arrivata qualche minuto fa, esattamente mezz'ora fa, un post del direttore sportivo di Peri dell'Oratorio Marineo che annuncia, leggo testualmente: oggi finisce la mia avventura da DS del Marineo in carica da 9 anni, decisione presa dopo la consegna della squadra al sindaco. Noi non volevamo il campo solo per noi, ma volevamo essere tutelati dopo aver fatto investimenti nel campo per ben 37.000 euro, campo consegnato 3 anni fa nudo e crudo, dichiara Di Peri su Facebook. Dice: lasciamo il Marineo in eccellenza da 6 anni, lasciamo una juniores, 200 bambini iscritti, lasciamo un campo in ottime condizioni, detto 10 giorni fa dal tecnico della LND. Lo lasciamo a chi? Boh, non riesco a capire, dice Alberto Di Peri. Io voglio dire una cosa perché, sai, non mi tengo mai nulla, visto l'opportunità grazie allo calcio di parlare. Secondo me giusta la presa di posizione da parte del Marineo, perché hanno fatto tanti investimenti, ma io non penso che la soluzione sia quella di abbandonare tutto. Non è giusto, appunto per tutti i dati che ha menzionato e ha elencato Alberto. Devono andare al comune, devono battere pugni sul tavolo, devono ottenere qualche cosa, ma credo e spero che non sia solamente una sorta di presa di posizione giusta, corretta. Tu da avvocato, Giovanni, puoi dirci cosa ne pensi anche sotto questo punto di vista, ma la vedo una cosa lontana dalla realtà, il fatto che una società possa ritirarsi per dei motivi che ancora devono essere accertati e devono chiaramente essere chiariti, perché non è una cosa normale. Io penso che sia stata una protesta o una presa di posizione dettata dall'emotività del momento, ma non voglio neanche pensare a un campionato d'eccellenza senza il Marineo, che ormai rappresenta una bella realtà siciliana, perché hanno costruito dal nulla questa società, l'hanno portata al massimo campionato regionale e malgrado la partenza un po' difficile vista la sconfitta di sabato, però il Marineo deve rimanere in eccellenza e farà di tutto per conservare la categoria. Mi auguro che entro domenica questa presa di posizione rientri, che il Marineo possa disputare le sue partite e condurre il campionato per quelle che sono le loro prospettive. Io sabato, così per chiudere anche l'eccellenza, ho visto la partita dal vivo e al di là del Marineo, che magari non era nella giornata migliore, devo dire che comunque la Palmoval ha confermato ancora una volta che sa fare calcio, nel senso che ha superato, almeno per sabato, cancellando con un colpo di spugna tutte quelle che sono state le problematiche. Se pensiamo che una settimana prima non aveva preso parte alla gara di ritorno a Piana, ma ha messo in campo una formazione assolutamente rispettabile, prendendo dei giocatori che io non conoscevo e che ho apprezzato, su tutti Sanchez, il difensore centrale, che mi ha fatto una grandissima impressione, di un giocatore veramente forte e secondo me sprecato anche per l'eccellenza. Poi ovviamente Corrado Mutolo non lo so a scoprire io, la squadra aveva una sua identità, ben giocato, ha vinto meritatamente, poteva vincere anche con un risultato più rotondo, e se, come pare nelle ultime ore, tessereranno un centrocampista e un attaccante argentino, penso che la Palmoval potrà disputare alla grande questo campionato di eccellenza. Ne sono contento, perché comunque, avendo militato per diversi anni alla Palma, sono sempre tifoso di questa società, tranne quando ovviamente giocheremo contro, perché per 90 minuti quantomeno ognuno guarderà la propria squadra. Assolutamente sì. Passiamo al girone B di eccellenza. In questo caso, a differenza di come abbiamo fatto col girone A, chiedo a Salvo, anche per introdurre un po' a chi segue più il girone A e il girone B, chiedo a Salvo di mostrare la classifica dopo i primi 90 minuti di campionato, perché qui forse, a differenza del girone A, c'è qualche conferma in più, perché ad esempio vediamo in testa anche qui 5 vittorie e 3 pareggi come nel girone A, però in questo caso per esempio vediamo
squadre come il Milazzo, che a breve vedremo anche all'Opera, il Modica e il Vittoria, che hanno vinto le rispettive partite, hanno vinto anche Atletico Catania e Ionica, che completano il novero delle squadre a 3 punti, poi Avola, Gioiosa, Leonfortese, Mazzarrone, Rosmarino e Sport Club Palazzolo 1, infine sconfitte Aci Sant'Antonio, Real, Siracusa, Belvedere, Leonzio, Mister Bianco e Nebros. Salvo, parto da te perché, come dicevo prima e come vedremo anche più tardi col supporto delle immagini, i pronostici in un certo senso, almeno per i primi 90 minuti, sono stati confermati, perché squadre annoverate tra le più forti come il Modica, come il Vittoria e perché no il Milazzo sono partite con i 3 punti. Sì, tra l'altro Milazzo, non ricordo male, l'allenatore è Bognani o sbaglio, Sì, e sì. quindi diciamo è una vecchia conoscenza, se così possiamo dire, del girone A. Ce lo siamo diciamo goduti l'anno scorso col Castelbuono, quindi complimenti al Milazzo di mister Bognani. Sì, 3 sono nel girone A le favorite e 3 sono lì. Qui nel girone A ha steccato un pochettino il gelo, invece lì hanno confermato tutti. Il Vittoria, dicono dall'altro lato, sia la squadra favorita per vincere questo campionato, ha vinto la prima partita, quindi il girone B è un girone, Francesco, che noi abbiamo osservato in questi anni con molta curiosità, anche e soprattutto per vicende negative più che positive. Esatto. Però ho visto Atletico Catania, per esempio, che ormai è il mio pallino da tanto tempo, ha vinto la prima partita, quindi si sono ripresi, anche l'anno scorso comunque hanno fatto un campionato positivo, reale, regolare, e quindi sono contento realmente, e spero che possano terminare tutta la stagione in queste condizioni e terminare la stagione con 16 effettivi come lo hanno iniziato, ecco. Assolutamente sì. Allora io chiedo a Salvo, prima di andare alle immagini, avvocato. Io ho incontrato nell'assemblea di Lega il presidente Proto, abbiamo parlato. Avendo visto l'organico, lui mi ha confessato che, voglio dire, l'ambizione anche dell'Atletico Catania è di puntare al vertice, quindi non sono 3 le squadre che punteranno al vertice, forse sono 4 fra l'altro, e quest'anno si è dotato di un impianto assolutamente all'avanguardia, qual è quello di Via Grande, che diventerà anche centro di addestramento tecnico federale nella zona del catanese, e quindi, tenuto conto che Proto il calcio lo sa fare, lo ha fatto ad alti livelli in anni che furono, ma ha sempre questo pallino, guardando l'organico, occhio all'Atletico Catania, che secondo me potrà impensierire il Vittoria e le altre squadre che sono sulla carta favorite, ma l'Atletico Catania per me non è da meno, tenuto conto anche della guida tecnica di Serafino, che insomma è un allenatore abbastanza esperto di quel girone, di questa categoria. E occhio anche al Milazzo del già citato Angelo Bognani in panchina, che ieri si è presentato con il botto, perché andare a giocare ad Aci Sant'Antonio non è mai facile, anche perché tante cose alla Aci Sant'Antonio c'è un certo Cristian Giama, che è stato già inserito di fascia di capitano e maglia numero 10, ha fatto anche un gol, partito alla panchina anche Santiago Pavisic, ha fatto anche un gol su calcio di punizione, non so se vi ricordate, un Dybala in uno Juve Atletico Madrid di Champions League, vedente dalla linea di fondo ha tirato su punizione. Però tutto ciò non è bastato, perché il Milazzo ieri ne ha fatte 6, e quindi con le immagini ringraziamo naturalmente anche in questo caso l'ufficio stampa dell'Aci Sant'Antonio. Aci Sant'Antonio 2, Milazzo 6. Prego. Il comunale di Aci Sant'Antonio, punizione dalla destra per il Milazzo, chiama lo schema Gatto, pallone in aria, occhio qui la palla spizzicata, la girata e il vantaggio immediato del Milazzo. Ha segnato la Spada al primo minuto, la Spada in girata ha messo la palla dentro e ha sbloccato il match al comunale di Aci Sant'Antonio. Aci Sant'Antonio Milazzo 0-1, la zampata al primo minuto in bello stile di La Spada per il vantaggio numertino. Posizione per l'Aci Sant'Antonio, capitano Cristian Giama, pallone in aria, occhio qui alla palla che viene recuperata dal Milazzo di Ballo, il gol di Matteo Brumat, il pareggio dell'Aci Sant'Antonio, ancora lui, Matteo Brumat, dopo il gol con la Ionica, va in gol anche dalla prima in eccellenza contro il Milazzo al quarto minuto di gioco, la deviazione vincente di Matteo Brumat. Aci Sant'Antonio 1,
la rete di Matteo Brumat. Di Lopez si libera di un paio di avversari, Di Lopez in aria, la palla troppo debole calciata e blocca Piccioni, cerca di riaprire, occhio a questa avanzata del Milazzo in area di rigore, la conclusione e arriva il nuovo vantaggio del Milazzo con Locantro. Buca le mani di Mario Giappone che si lascia superare dalla sfera. Sant'Antonio 1, Milazzo 2, all'11° il gol di Locantro per la formazione mamertina. Palla per le mura, supera l'avversario le mura, finisce a terra. Potrebbe scattare il giallo, no? Graziato. Il numero 2 Locantro. Calcio di punizione dal vertice destro offensivo per l'Aci Sant'Antonio, Cristian Giama, la palla tagliata, non entra, poi c'è il gol assegnato, il pareggio dell'Aci Sant'Antonio con Cristian Giama, tutti ad accerchiare l'assistente, gol assegnato, la palla ha oltrepassato la linea bianca, 2-2 per l'Aci Sant'Antonio, il pareggio segnato da Cristian Giama, proteste veementi dei calciatori del Milazzo. Alla percorso, dentro il suggerimento per Franchina che arriva sulla sfera, occhio, il gol, il nuovo vantaggio del Milazzo con Franchina al minuto 28 di questo primo tempo. Aci Sant'Antonio 2, Milazzo 3, la firma di Franchina. E arriva in questo momento il duplice fischio arbitrale, si va negli spogliatoi al termine di questo spettacolare primo tempo. 3-2 per il Milazzo. Suggerimento per la spada, lo scambio fra i due, il traversone, occhio al tentativo e c'è il gol, il vantaggio ancora rimpinguato, 4-2 per la formazione del Milazzo che trova l'angolino. Occhio a Corso, la conclusione e la palla che termina ancora in fondo al sacco per il quinto gol del Milazzo con Corso. Al quinto minuto di gioco di questa ripresa, quinto gol per il Milazzo, gol di Corso, centrale per il Milazzo, Paggatto e la palla che termina in fondo al sacco per il sesto gol della formazione mamertina. Al minuto 17 di questa ripresa, 6-2 per il Milazzo, la rete di Gatto direttamente sul calcio di punizione che beffa Giappone. Catania pronta alla conclusione in porta, presumibilmente palla che passa, Piccioni si allunga e devia. Cartellino rosso per Cristian Giama, fallo a giudizio del direttore di gara volontario nei confronti dell'avversario. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over al comunale di Aci Sant'Antonio. Il Milazzo vince di prepotenza. Bella vittoria esterna 6-2 quindi del Milazzo contro l'Aci Sant'Antonio. E prima di passare alla promozione andiamo a leggere qualche altro messaggio. Antonio Tosto, buonasera a tutti dalla DS Accademia Trapani, complimenti all'Accademia Trapani del direttore Tosto, ciao Antonio, ieri bella vittoria, complimenti sul Castelbuono 4-1, ne abbiamo parlato poc'anzi e abbiamo visto anche la classifica, quindi ottimo inizio da parte dell'Accademia che l'anno scorso si è salvata al primo anno in eccellenza. Giuseppe Bonventre, un saluto avvocato Castronovo e a tutti voi, tifosi del Castellammare
Castellammare Storico, ciao Peppe. Mario Vassallo è un grande tifoso invece della Parmonval, oltre che di Localcio. Chiaramente buonasera a tutti e complimenti per il ritorno in campo Cambucorifici e un grande abbraccio al direttore Castronovo. Ciao Mauro e Mario. E poi insomma ci sono tanti altri ragazzi che non scrivono ma ci seguono e ci mandano le reazioni come si fa sui social. Quindi adesso possiamo passare alla promozione che ieri ha visto, oltre che tante sorprese della partita, anche dei derby palermitani. Io per esempio penso ero a Casteldaccia, è finita la partita, pochi minuti prima della fine della partita Regina Mundi sta vincendo 2-0, cioè, quelli in 10, quindi vabbè, uno non lo vede più, dice prende il telefono, la notifica, vediamo le altre che fanno, poi alla fine dice che fa 2-2, cioè, vabbè, sarà un errore di tutto campo, perché tutto campo possono mettere, e invece no, è finita 2-2 perché al 94esimo un rigore per lo Sport Palermo ha portato appunto gli ospiti a pareggiare un incontro che sembrava già indirizzato, quindi anche qui in promozione c'è una sorpresa alla prima giornata, così più o meno come è stato il Gela. Anche il Regina Mundi, seppur Regina Mundi ha giocato in casa, quindi contrariamente al Gela era dentro casa. Io non so Francesco se tu hai maggiori notizie, l'avvocato vedo che annuisce, quindi probabilmente ha avuto qualche notizia in più sull'andamento della partita. Era la prima partita tra l'altro per Cipolla come allenatore del Regina Mundi. Cosa sai di questa partita? Se ti sei sorpreso più che altro dell'esito finale? No, noi stavamo giocando in contemporanea, quindi non posso avere notizie diverse da quello che avete voi. Tra l'altro non ci sono neanche immagini video a mia conoscenza, quindi non... No, stavo, vedendo che intanto con piacere lo Sport Palermo, mi pare che non è la prima volta che rimonti, l'ha fatto anche in Coppa. E appunto da 2-0 a 3-2, quindi mi sa che ha incarnato quelli che sono i valori e la grinta del suo allenatore Paolo Scalia, che insomma conosce bene la categoria, e farlo una volta può essere un caso, farlo sempre si vede che c'è un DNA da combattenti, e quindi onore e merito a loro. No, sulla Regina Mundi io ho un grosso affetto per questa società, perché sono originario di quel rione. Ho conosciuto nel tempo che è passato, non ci ho giocato purtroppo, ma ho conosciuto, ho seguito la Madonna di tutto il mondo, che ha fatto una scalata simile, tant'è che il vecchio presidente è lo stesso, cioè il padre dell'attuale presidente è colui che fu presidente all'epoca, fece una scalata incredibile dalla terza categoria alla promozione con mister Franco Porzio in panchina. No, mi ha lasciato perplesso l'addio di Paolo Calafiore. Ora, ovviamente ho notizie così frammentarie dagli interessati, dove ognuno ovviamente dice la sua, ma certamente questo connubio mi piaceva, senza togliere niente a Cipolla, per carità, perché non è il problema se era Cipolla allenatore o Mione o chissà chi, ma quel connubio mi piaceva. E certamente probabilmente questo pareggio è anche figlio di questo trambusto che comunque secondo me i giocatori hanno subito, perché la squadra Regina Mundi è una grossa compagine che ha l'ambizione di ben figurare in questo campionato, per cui già all'esordio, cioè dopo che Paolo è andato via, hanno perso col CUS il ritorno di Coppa, ma si sono qualificati. Ora il pareggio, mi auguro, perché sono tifoso del Regina Mundi, che non ci sia qualche malumore, insomma qualche situazione che possa minare e far scemare il grande entusiasmo che si registra nel quartiere, e mi auguro che possa fare davvero un campionato all'avanguardia. Ovviamente Bagheria permettendo, perché ieri è cominciato davvero col botto. Vero che non si è giocato a Santa Margherita, in un campo in terra battuta che ovviamente non avrebbe favorito il Bagheria, si è giocato a Castelvetrano, ma iniziare con uno 0-6, sulla bontà dell'organico, sulla serietà della società, sulle scelte di Tantillo, sull'allenatore Tomasello, si sono spesi fiumi di inchiostro e di commenti, quindi mi sembrerebbe ultroneo parlare, ma quando c'hai in squadra dei vari giocatori, io su tutti sono affezionato per averlo avuto Giorgio Stassi alla Parmonval, penso che insomma in questa categoria dovrebbero essere di passaggio, per cui mi auguro che magari il Regina Mundi con la Coppa, il Bagheria col campionato possano il prossimo anno trovarsi in eccellenza. Ecco, sarebbe un
un bel quadretto, poi dimentichiamoci i playoff che in realtà sono ormai diventati una lotteria, visto che non c'è più la sfida a girone A e girone B, ma ormai le 4 vincenti dei playoff di girone si vanno poi ad incrociare, però vedremo. Hai nominato giustamente il Bagheria che ha vinto 6-0 sul campo della Margheritese, e da uno dei derby che hai menzionato tu, Salvo, ovvero sia quello tra Renzolo Piccolo Terrasini e Borgetto Giardinello, è emerso anche il primo verdetto, perché è arrivato l'annuncio dell'esonero di Dino Marino da capo allenatore appunto del Borgetto Giardinello. In tal senso noi abbiamo, Salvo confermami, le immagini di questa partita a cura dell'ufficio stampa del Borgetto Giardinello, quindi direi vediamo le immagini dal Favazza di Terrasini. Torniamo, le commentiamo insieme e commentiamo anche la notizia dell'esonero. Comincia il match tra Renzolo Piccolo e Borgetto Giardinello, valido per la prima giornata del campionato di promozione siciliana. Fischia il direttore di gara. Parte Rosselli col destro! Palla a fil di palo, e questa è l'occasione più ghiotta del primo quarto d'ora di partita tra Renzolo Piccolo e Borgetto Giardinello. Il lancio di Viscuso per Rosone. Sembra buona la palla. Esce Di Maggio! Travolto il Rosone! E c'è giallo per il portiere del Renzolo Piccolo. Sia Rosselli che Longo che proceda sul punto di battuta. Longo, scambio con Rosselli e tiro sulla barriera. Aneli in verticale da Rosone. Può andare l'1 contro 1 con Lo Piccolo. Prova ad accendersi il talento del numero 7. Ancora Rosone, passa in mezzo a 2 avversari, ne sfida un terzo e non riesce a metterla in mezzo. All'indietro per Scrozzò, scambio nei 2 centrocampisti. L'apertura dell'ex Partinico Audace, sempre per Rosone, che sfida come al solito Lo Piccolo. Raddoppiato, palla in mezzo, Di Maggio con il brivido. Rosso per Vito Cusimano, che ha messo le mani in faccia ad Aneli. Resta in 10 uomini il Renzolo Piccolo. Calcio di punizione sulla quale Versace deve intervenire, e c'è il gol del Renzolo Piccolo anche in 10 uomini. È avanti la squadra blu cerchiata sulla ribattuta. È riuscito a sfruttare l'occasione il numero 11 del Renzolo Piccolo, Tornetta. Una punizione per il Borgetto Giardinello. Batte Longo, palla che arriva a Rosone, spalla alla Porte, si gira, la mette in mezzo, colpo di testa e poi Longo, ancora Di Maggio, confusione, fallo in attacco. Rosselli, altra palla in mezzo, Rossone, poi Longo, il miracolo di Di Maggio. Ferrante sul secondo palo per Viscuso, poi De Luca, palla sul fondo. Lo Piccolo, un po' di testa, Corso si gira e il raddoppio del Renzolo Piccolo, traversa rete, 2-0. Ferrante, Rosselli sul secondo palo, Di Maggio, Rosselli, Ferrante, palla cross per Landa che non è riuscito a girarsi. Rosselli, Ferrante, prova il tiro, Di Maggio col petto, poi Rosone sul fondo. Landa apre tutto da Rosone, bravo Ferrante a lasciarla scorrere. E allora prova ad accendersi il 7. Rosone entra in area di rigore. Ferrante salta l'avversario, calcia, salvataggio quasi sulla linea, ma il gioco prosegue con Rosselli. Può pensare anche al tiro, apre tutto da Landa, la mette in mezzo, deviazione, Di Maggio. Rosone
riconquista un buon pallone, calcia Di Maggio in 2 tempi. Ferrante, palla per De Luca, Landa davanti a Di Maggio sul fondo. Alfano calcia sul fondo. Alfano. Rosselli. Landa. De Luca fuori. 5 mani. Anelli. Rosone! La parata di Di Maggio. Landa, altro cross per Rosone. Landa, cercare Procida. Ancora Landa, messo giù in aria. Giallo per simulazione. E quindi rosso. Viscuso, palla in mezzo. Rosone, il pallone resta lì. Triplice fischio, vince il Renzelo Piccolo che si aggiudica i primi 3 punti della stagione. KO il Borgetto Giardinello di Milano. Dunque rientriamo, abbiamo appena visto le immagini dal Favazza di Terrasini, la prima vittoria in promozione del Renzelo Piccolo che è costata, come abbiamo detto, la panchina a Dino Marino. In tal senso voglio chiamare in causa proprio l'avvocato Giovanni Castronovo. Abbiamo parlato delle voci di esonero, di quanto sia esagerato comunque parlare di esonero alla terza giornata, e evidentemente al Borgetto Giardinello qualcosa già cominciava a scricchiolare per arrivare a questa decisione con Dino Marino, che tra l'altro è anche un allenatore dal grande carisma. Ovviamente dal di fuori uno non può, come dire, fare valutazioni se non conosce bene i fatti. Esatto. In linea di principio vale lo stesso discorso fatto prima, dico, è una squadra assemblata da quest'anno, perché comunque ha cambiato anche denominazione, non è la Giardinellese dello scorso anno ma è tutt'altra cosa, ha giocatori che comunque la categoria, anche le categorie superiori le hanno fatte, è normale che devi avere un attimo di tempo per poterti un momentino amalgamare. Certo, la partita, per quello che ho visto io dalle immagini, in 10 contro 11 non si sarebbe dovuta perdere, ma non si fa una valutazione su una singola partita, anche perché Dino Marino ha dimostrato col Mazzara in anni passati, non nell'ultimo ovviamente, ma non per colpe sue, che sa fare l'allenatore, sa dare, come dire, in campo ai giocatori le giuste coordinate tattiche e soprattutto anche le giuste motivazioni per affrontare la partita. Secondo me ci sono al di là qualcosa che va al di là del campo, perché non penso che una sconfitta possa mettere in gioco un progetto. Mi auguro che magari possa trovare panchina altrove e che comunque il Borgetto Giardinello, che mi sembra una società emergente, non perda l'entusiasmo, anche perché, voglio dire, è passato in Coppa. Sì, è rigori, ma è passato in Coppa, ha perso una partita, ci può stare, ma ha dei giocatori di assoluto carisma e di grande affidabilità, per cui penso che per quelle che sono le loro ambizioni potrebbero arrivarci tranquillamente. Ripeto, non ho compreso, ma ci saranno buoni motivi da ambo le parti per questo esonero. Calcisticamente non lo capisco, poi se, ripeto, ci sono delle divergenze caratteriali o cose che vanno al di là del campo, ovviamente io alzo le mani, mi fermo, perché non posso dare giudizi su quello che non conosco. È una bella realtà certamente questa società, e che, diciamo, seguo con grande simpatia. Ecco Salvo, siccome siamo molto vicini alla chiusura, sì, mentre Salvo Geraci in regia fa scorrere in carrellata le 4 classifiche del campionato di promozione, ti chiedo un po'
un po' il punto, perché abbiamo parlato di Bagheria debordante, abbiamo parlato di un Borgetto Giardinello senza allenatore. Ti chiedo un po' il punto sul girone A, naturalmente anche il girone C a noi interessa in un certo senso, perché ci sono due corazzate, anche nostre vecchie conoscenze come Camarat e Gemini. Sì, del girone A diciamo che Bagheria ha messo subito delle cose in chiaro, ce ne vuole per da qui a fine stagione, ma è chiaro che ha mostrato, anche perché c'è da dire una cosa, il Bagheria quest'anno era lì per essere ripescato in eccellenza, quindi ha fatto un mercato con Tantillo, un ottimo mercato per eventualmente giocare un campionato di eccellenza. Qualche giocatore non si è accordato alla fine, nonostante diciamo l'accordo preso, e quindi ha preferito fare altri passi quando è stato ufficiale la permanenza in promozione, ma molti altri invece sono rimasti. Poi penso a Aldo Perricone, che l'anno scorso con l'Accademia era il protagonista in difesa, è rimasto al Bagheria e quindi in promozione. Manfredi Di Giorgio, Giorgio Stassi che ha menzionato poc'anzi, Castronovo, Fofocinà, Gio, Raffaele Gio, ex Palermo, l'anno scorso era con l'Aspra, insomma una grande formazione allenata da un grande allenatore che è Angelo Tomasello e presieduta da una grande società che è il Bagheria, con un direttore come Tantillo molto preparato. Poi chiaramente l'Aspra dell'amico Mineo ha fatto 1-1 a Valderice, ma anche quella è una formazione che secondo me alla lunga uscirà fuori, così come il Regina Mundi e anche lo Sport Palermo, che non se ne parla tanto, ma secondo me farà un gran bene, perché ha dei giocatori interessanti e che io conosco personalmente, oltre che un allenatore che non siamo noi a conoscerlo, ma lo conosce tutta la Sicilia, che è Paolo Scalia. E ci sono dei progetti interessanti come il Borgetto Giardinello e anche il Montelepre, che comunque sono dei progetti nuovi, interessanti, e che noi seguiamo con interesse. Per quanto riguarda invece l'altro girone, deludenti sia Camarat che Gemini. Gemini ha perso dentro casa una partita che secondo me insomma io non conosco sinceramente, ed è un errore mio chiaramente, la squadra che ha vinto 0-2 il San Domenico Vittoria. Non mi aspettavo chiaramente, perché poi sono andato a vedere le formazioni, c'era De Mere, c'era Velardi, c'era Vusu, c'erano dei giocatori tutti quelli che dovevano esserci. Mi dispiace perché facciamo il tifo nonostante la diciamo distanza geografica, perché sono squadre che hanno fatto parte spesso di questo girone, del girone palermitano, così come il Camarat. Quindi insomma in bocca al lupo per il proseguimento, sono convinto che si riprenderanno e saranno protagoniste di questo girone. E tra l'altro, come diceva anche prima l'avvocato a microfoni spenti, è il girone di Camarat e Gemini anche un girone corto, 13 squadre non 14, quindi sbagliare è ancora, c'è un margine di errore ancora più basso, e tra l'altro ci sono altre squadre importanti, Nicosia, Casteltermine eccetera. Ringrazio, perché siamo in chiusura, ringrazio l'avvocato Giovanni Castronovo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E in bocca al lupo naturalmente per il proseguo della stagione. Tra l'altro prossimo turno per il Castellammare a Sciacca. Abbiamo un amichevole. Partita morbida Tra l'altro dovrebbe tornare al Gurrera, si gioca ancora a Mazzara evidentemente. Sì, si gioca a Mazzara e si sta vedendo, perché c'è il campo del Mazzara domenica occupato, e quindi ci hanno chiesto di anticipare la partita al sabato. Attendiamo la risposta di alcuni calciatori, perché noi non abbiamo calciatori che lo fanno per professione, noi abbiamo dei lavoratori, degli studenti che per passione fanno i calciatori, che è diverso. Quindi attendiamo domani mattina la risposta da parte di questi giocatori per dare la disponibilità a giocare di sabato, anche perché noi mercoledì saremo impegnati a San Vito in Coppa, quindi farebbe comodo anche a noi, però dobbiamo vedere se siamo con tutti gli effettivi a disposizione. Certamente sarà una grande partita dove ci andremo a giocare con tranquillità a viso aperto e consapevoli di affrontare una grande del campionato. Saluto Salvo Rifici, lo ringrazio e ti lascio la chiusura. Sì, io ringrazio sempre te. La chiusura è per il prossimo appuntamento di Localcio, la puntata numero 2, 3 reale, ma 2 perché è quella del campionato. Lunedì prossimo, sempre qui con Geraci Regia e Francesco da conduttore, poi vedremo chi ci sarà al centro al posto di Castronovo. In settimana l'annuncio. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, sono stati tantissimi, e quindi appuntamento alla prossima settimana. Ciao!